Dopo la manifestazione nazionale dello scorso 19 marzo, organizzata dal WWF Italia, nell'ambito dell'operazione ripartiamo per evidenziare l'attitudine della spiaggia di San Marco a Sciacca di ospitare nidi di tartarughe marine. Una prima caretta aveva deposto le uova nel mese di giugno. Adesso sembra che una seconda escursione con evidenti modalità di nidificazione sia stata segnalata sempre a Capo San Marco, vicino al primo nido. A fine maggio una scolaresca dell'istituto Inviges si era recata proprio lì in compagnia dei volontari del WWF per una mattinata di educazione ambientale. Si erano collocati alcuni cartelli realizzati con amore a scuola e casa per stimolare la cittadinanza a modellare i propri stili di vita all'emergenza climatica e alla salvaguardia della biodiversità, di cui il progetto Tartarughe del WWF è punta di diamante delle attività della zona. E oggi un cartello di quella scuola è servito a indicare il luogo, a mettere in sicurezza nell'immediatezza l'area per preservarla da eventuali calpestamenti, nell'attesa che i volontari del WWF potessero intervenire. I bambini ci indicano così tutti i giorni la strada da percorrere, con piccoli segnali che troppo spesso vengono ignorati, ma sono lì a continua memoria. La natura vi sagrata, noi siamo il futuro che costruiamo.